Saranno circa 3.000 le aziende venete che a fine anno stileranno il loro ultimo bilancio. Le chiusure si registrano a decine ogni giorno, lo dice il rapporto Unioncamere sul federalismo. E a questo quadro allarmante gli esperti aggiungono il numero crescente di imprenditori decisi a delocalizzare o espatriare, soprattutto in Austria ma anche in altri paesi dove la tassazione non sfiora ormai il 70% come in Italia e le aziende riescono a respirare, datori di lavoro e dipendenti. In tanti stanno sondando ogni possibilità di fuga, dal nord-est una ventina sono già stabiliti in Carinzia, ora si sta organizzando un tour dalla Germania ad Istanbul. Noi abbiamo un gruppo che si chiama L'Erba del Vicino, a cui sono iscritti circa 700 imprenditori. E si sente sempre di più la voglia di espatriare. Fuga dalla tassazione, dalla burocrazia, dall'insicurezza. Un'insicurezza che sta diventando endemica come una malattia e tra le conseguenze ha un diffondersi del problema psicologico o della depressione. Nel 2010 insieme alla Camera di Commercio, all'allora Presidente della Camera di Commercio, abbiamo attivato e sostenuto un numero verde anticrisi e abbiamo visto centinaia di imprenditori. Non sanno se potranno dare una continuità alla loro routine che era diventata una routine, no? Tu avevi un posto di lavoro fisso, avevi una famiglia che gestivi in un certo modo, adesso non sai più quale sarà il futuro. Ordine degli psicologi e Telefono Amico firmano ora un'intesa di collaborazione. Servirà a tutti, anche a chi soffre per la crisi. Quando gli si riesce a far comprendere che l'azienda in taluni casi non può essere sostenibile nel suo proseguimento delle attività, si ritrovano altre soluzioni, delle persone che riformulano le attività.